Scatman's World. Bella ragazzi, tutti dal comandante veneziano, siamo a Sepang, siamo a 53 punti di vantaggio sul secondo, però purtroppo qualifiche difficili, un 13° tempo, non siamo in una forma strepitosa, cioè nel senso è vero che vinciamo, che stiamo andando bene, e a parte la beffa dell'ultimo giro a Singapore, però dai, non male, non male. Adesso il problema è che voglio chiudere il prima possibile sta serie, perché tra un po' inizia a fare un 17, infatti la mod del 17 non riesco a farla perché purtroppo con gli impegni che ho non riesco a tenere 2 serie. E vabbè, insomma, ho fatto un assaggio del 17, ma adesso dobbiamo finire bene questo perché poi si parte a bomba con F1 2017. Beh ragazzuoli, è prevista non pioggia, però nuvoloso, voglio la rimontata. Voglio chiudere sto cazzo di mondiale il prima possibile. La gara della Malesia è una gara non facile per il Kuma. Una gara che amo, però che purtroppo hanno levato, non capisco perché era un bel tracciato secondo me. Nona posizione. Meglio di così non potevo fare, forse va nell'ottava, non lo so però. Questa è buona, bravissimo, come siamo già in 5 position. Grande rimonta per l'asso italiano che vuole il terzo titolo irridato consecutivo e chiudere i battenti e andare su Formula 1 17 con 3 titoli mondiali. Dai fioi, dai. Abbiamo Jenson Button, il maledetto Button che ci ha rubato la vittoria a Singapore. Però questa è una gara dove non ho un passo eccezionale, è tutt'altro. Devo cercare di fare i punti per perdere il meno possibile. Dietro abbiamo Nicolino Hülkenberg. Come ci prova in un internazzo perfetto. Yes, 4 position. Giro record di Gigi. Record di Gigi. Mi aspettavo il monsone malesiano che invece non ci sarà. L'ultimo MotoGP penso che lo continuerò da solo perché boh, ho meno voglia di registrarlo rispetto a una volta. Forse ho fatto veramente tanti video, non lo so. Però boh, ci sta. Come lo sapete, cioè, ormai il canale è sempre stato un hobby per me e adesso ancora di più col poco tempo che ho cerco di fare le cose insomma, che mi piacciono e che voglio in quel momento. La vettura di Chiata ha un problema. Arriverà la safety car per l'ennesima volta. Vedremo. Non c'è ancora la yellow flag. E ancora sì, Chiata ha problemi. Il piccolo Chiata ha problemi. Però forse non serve la bandiera gialla. Giro record di Hamilton. Attenzione, incidente più avanti sul tracciato. Non sono ammessi sorpassi. Hamilton fuori, incredibile. Gigi fuori. Gigi fuori. E ancora safety car. Pazzesco. Pazzesco ragazzi, pazzesco. Non ho parole per definire questa finale di stagione. Continuamente safety car e problemi per tutti. Al terzo giro fuori Gigi Hamilton. E questo è buono per la costruttori. Pazzesco signore. Sta per riprendere la lotta ragazzi.
Infatti devo stare il più possibile con queste gomme per cercare di fare una sosta solo. Vai box Alonso, vai box. Ok. E adesso dobbiamo fare dei giri importanti. Con Gigi, Hamilton ritirato, incredibile. Incredibile Gigi. Incredibile Gigi. Safety car che è uscita 4 volte in... no, 5 volte in 4 gare, adesso non lo so, è una roba incredibile. Vediamo cosa riusciamo a fare da prima in classifica, sfruttando la safety car. Speriamo ci vuole ancora bagare adesso, voglio la bagare. Non sono sazio di bagare. Ok. Adesso le gomme si consumeranno più velocemente, chiaramente. Vediamo fino a che giro riusciamo ad arrivare. Più lunghi andiamo meglio è, chiaramente. Ora come l'ho subito, era il 35, sono già al 44, in mezzo giro. Abbiamo Bottas dietro, Bottas di culos. Vai, come spingi a fondo, vai a fondo, vai a fondo. Tanto adesso c'è il sole, le nuvole se ne sono andate. Altro giro che se ne va box anche Valtteri, Francis, Ford, Coppola, Bottas, scusate ragazzi. Non siamo abbastanza in vaneggio. Mancano 21 giri, alla fine manca ancora tanto. Abbiamo dietro Jolyon Palmer. Dai ragazzi, ho bisogno del Kuma al massimo splendore oggi per fare un buon risultato, perché sicuramente il ritmo non è dei migliori. Dai ragazzuoli, dai. Adesso ho la sosta da un po'. La vettura di Rosberg ha un problema, è costretta a rallentare, questo mi piace. Ok, vediamo se è possibile fare tutta la gara, sarà durissima, però proviamoci. Sono stato fuori il più possibile io. Veloci però. Abbiamo ancora una sosta da fare, ultima sosta prevista. Un po' di traffico. Mamma mia ragazzi, ok, 10ª posizione con davanti Verstappen. No, non male comunque, dai, contando tutto va bene, dai. Madonna, qua c'è lotta tra una Williams e una Red Bull, molto bene, se posso recuperare me li pappo tutti e due. Ma è codo lungo, sporco un po' le gomme ancora, Dio Cristo. Devo stare calmo, calma come... No. Sono partiti malino con le altre. Vediamo se riusciamo a rosicchiare qualche posizione in pista. Mamma mia che male, mi sto proprio trovando queste gomme, calma. Attenzione perché è one disaster.
un attimo di entrare nell'ordine delle idee. C'è lotta tra la Williams di Verstappen e penso Pippo. Infatti contro Pippo. Bravo Verstappen. Se devo prendermi quelle 2 posizioni là, devo prendere a tutti i costi. Kvyat ha appena svoltato nella pit lane, sosta ai box per Kvyat. Ok, mamma mia, sto andando malissimo però poi. Con questo set di gomme mi sto trovando malissimo. Tanto Verstappen riperde la posizione. Lotta vera tra la Williams, Martini Racing e la Tagoir Red Bull. Sarà dura riuscire a fare solo una sosta, comunque io lo dico. Sarà molto dura. Però chissà, sto cominciando a riprendere confidenza di come sono scaldate. Siamo già al 10% però, quindi la possibilità di avere la gomma a posto è molto risicata. Pettela ai box, Pettela aveva messo ancora le soft, strategia aggressiva di Seb. Strategia molto aggressiva del Bibitaro. Ho battuto al DRS della minchia che lo odio. Devono abolirlo il DRS, mamma mia, che cesso di roba che... Purtroppo Naicolino, di nuovo veloce Naicolino. Prendiamoli tutti e 2, oh yes. Raga, stiamo attenti. Mamma mia, leggero problema tra Verstappen e Veneziano. Finisce tutto bene per fortuna. Mamma mia, Verstappen è uscito perché l'ho leggermente colpito, ma nulla di grave, infatti la lettone è ancora a posto. Quindi cazzi di Max. Come le fa Max queste cose? Che la fa l'aspetti Max, il conte Max. Ok, siamo quinti però. Consumo gomme 19%. Pascale in testa, Pascale in testa. Pascal Wehrlein è in testa al Gran Premio della Malesia, grande Pascal. Solo che sarà dura ragazzi, sarà molto dura tenere dietro Button con le medie. Noi abbiamo le dure. Massa tiene un buon ritmo, è Pippo, il mitico Pippo. Incredibile, ennesima safety car, devo andare ai box. Adesso è l'occasione per andare ai box. Sì. Incredibile, fuori Arianto. Lui mi dice le medie, quindi vuol dire che non ho le soft, d'altronde ci sta, vai. Devo approfittarne della safety car, poi i colpi di fortuna continuano. Il 63% non riesco a finire la gara con questo treno. Dai, sto delta della minchia. Vanno piano anche loro, vediamo qua. Vediamo se quante posizioni riesco a acchiappare. Sì, vabbè, ciao ragazzi. Riesco a prendere 8. Mamma mia che rischio, mamma che rischio. Mamma che rischio. Dai. Ok. E mo vediamo dove mi vado a inserire. Ma i box anche fette, l'erroraccio questo.
Erroraccio. Vai, pianino, pianino, pianino. Tanti vanno ai box adesso, chiaramente. Le gomme che più frego, la mescola migliore. No ragazzi, possiamo fare l'impresa. Siamo quinti con la mescola. Tensione altissima ragazzi. Adesso devo stare calmo, non farmi prendere dalla foga e superarli subito e non rompere lettoni vari. Vai raga, 1000 safety car nelle ultime 4 gare. Aria e Verlaine primo, incredibile comunque. Vai che andiamo. Ottima partenza. Siamo vicinissimi. Il distacco dalla prima è 1,3 secondi. E subito ci pigliamo Alonso. Devo sfruttare la mescola. No, Alonso di merda, Dio Cristo, Alonso. Non ho rotto l'alettone per fortuna. C'è Rosberg dietro di me comunque, devo guadagnare ancora punticini su Nicolino. Ok, Alonso c'è Bottas e incredibilmente Pascal Wehrlein. Adesso devo spingere come un depravato da rinchiudere, fioi. Perché vincere qua vuol dire quasi certamente mondiale, ma in maniera veramente spaventosa, sfruttando ancora tutte le occasioni della gara. Aver perso a Singapore in maniera molto fastidiosa all'ultima curva, un secondo posto rubato da Button. Vediamo se riesco a farmi la gara della Malesia, che è una tappa fondamentale la Malesia. Vincere qua e guadagnare punti su Rosberg vuol dire quasi certamente terzo titolo come il grande Ayrton. Però vara la lotta tra la... Dai, lottate, buttatevi fuori a vicenda. Attenzione Bottas va via. Bottas tentala a lungo. Bottas è appena passato in testa. E attenzione, Vettel ha problemi. E Rosberg si piglia la quarta. Rosberg fa capito che non ha più molte chance. Qua ancora tra la Manor e la Williams. Mamma mia, se le stanno dando di santa ragione. E deve arrivare il terzo incomodo, deve arrivare il talentissimo. Distacco dall'auto davanti, 0,9 secondi. Beh, ci siamo anche noi. Il problema è che c'è anche Nico. Qua vado un po' qua l'ho rischiata, sto rischiando il tutto per tutto. Stavolta voglio essere io a prendermi le prime posizioni agli ultimi giri. Mamma mia che lotta, mamma che lotta, mamma che lotta. Tante sbavature, però non sto guidando tranquillo purtroppo. Succede sempre negli ultimi giri. Come ci sono, tutto c'è con la mescola migliore. Non sono capace a superare una Williams e una Manor. Ancora lotta tra loro due. Mamma mia come se le stanno dando. Bellissima la sfida. Veramente non posso permettermi di mettere un video con 4 porchi 50 ire di Dio. Errore che mi è costato non so quante posizioni. Siamo settimi. Scusate, devo tagliarlo per forza ragazzi, mi dispiace, ma è stato un po' lungo una curva. Nel rientrare ho perso tutte queste posizioni e vaffanculo. Ho tirato giù veramente i santi, scusate ragazzi, non devo fare queste cose, non ci letti coglioni. È una gara perfetta, ho da buttarla via all'ultimo giro l'ennesima volta. Le battaglie all'ultimo giro sono così. Che schifo, che schifo.
Madonna, non mi arrivo ancora dove... Scusate ragazzi, devo per forza tagliare quel punto. In pratica se vedere la curva dove ho sbagliato. A sufficienza per altri 3 giri. A cagare. Ma vaffanculo. Vaffanculo. Settima posizione da secondo. Cioè da terzo, che praticamente ero primo. Qua ho sbagliato ragazzi, qua ho sbagliato. Incredibile, con la mescola migliore, avevo tutto per vincere, addirittura sbaglio e perdo. Ma lasciamo perdere ragazzi, lasciamo perdere. Mi scuso ancora, ma ripeto, non posso mettere una parte dove tiro giù i vivi sangue. Purtroppo non posso neanche dire tolgo l'audio perché dovrei togliere tutta la sezione del video. Quindi proprio non mi è possibile ragazzi. Dio santissimo, vaffanculo. Butto via e adesso no va là. Ciao. Mamma mia, settimo posto, amarissimo, amarissimo, potevo vincere. Vaffanculo. È un risultato deludente, ma ci rifaremo nel prossimo Gran Premio. Sarà buttato via la vittoria prima a Singapore. La vittoria qua. Ora è il tempo dei festeggiamenti. Dopo un gran premio, Addirittura Rosberg ora diamo secondo. un'occhiata alla classifica piloti. E si avvicina a meno 41. Costruttori più 52. Va bene raga, solo il comandante veneziano, scusate di tutto, ma ho le palle girate da morire.